Carta e bussola in mano e via di corsa in cerca delle lanterne. La strada la scelgono i concorrenti, si chiama orienteering e nasce come sport dei boschi, ma si può praticare anche nei centri storici e nei parchi, come è successo a Treviso nel nuovo parco dello Storga. Richiede notevoli capacità di concentrazione, capacità mentali, capacità tecniche, perché bisogna passare dalla carta al terreno e dal terreno alla carta. L'area della provincia di Treviso, con collegato il parco dello Storga, permette di fare delle gare di orienteering che, pur virgolette gare in città, di fatto diventano il classico orienteering nei boschi. Le telecamere di Zona Punto sono entrate al Parco Storga, sede dell'amministrazione provinciale di Treviso. Ad organizzare i campionati veneti sprint di corso orientamento è stata la società di casa nel capoluogo della Marca, il CSI Orienteering Treviso. Siamo stati anche fortunati per la giornata, che è splendida. Abbiamo avuto quasi 350 partecipanti, che è un ottimo numero. Siamo molto contenti, sentiamo che dei pareri molto positivi. Dobbiamo ringraziare la provincia di Treviso, col quale abbiamo questa convenzione, quindi abbiamo fatto questa produzione della carta assieme, perché è una grandissima opportunità, è un impianto che metteremo a disposizione delle scuole, quindi un ottimo campo di allenamento sia per agonisti ma soprattutto per promuovere il nostro bellissimo sport nelle scuole di Treviso e delle immediate vicinanze. 14 le categorie in gara per atleti di tutte le età e di ogni livello fisico. Nella M1934, la categoria principe a livello maschile, la vittoria è nata a un atleta professionista, il portacolori della Forestale Daniele Pagliari. Molto vario come percorso, molto veloce, quello come deve essere una sprint, e c'era da galoppare parecchio. Ho sbagliato un paio di scelte, una volta forse non ho fatto la migliore, un'altra volta non ho fatto quella che volevo. Penso di aver perso una decina, ventina di secondi, ecco. Corro per il gruppo sportivo Forestale, che ha sede a Valtobiadene in provincia di Treviso, e ci teniamo nel limite del possibile a onorare le partecipazioni anche ai campionati veneti, perché è la nostra regione di appartenenza come società, e oggi devo dire che ne è valsa la pena. Nella massima categoria femminile V1934 il successo è nata alla promettente junior friulana Giada Franz, capace di battere di 15 secondi il tempo della scledense Michela Ronda, prima delle atlete venete. La gara è andata abbastanza bene. Si dovevano fare scelte molto larghe perché il bosco non si riusciva molto a correre a causa di rovi o comunque vegetazione bassa. Era molto da correre e in generale è andata abbastanza bene. Si poteva di sicuro fare un po' di meno, un po' di 30 secondi, 30-40 secondi in meno, però bene così. Un buon inizio di stagione per la FISO Veneto, il comitato che raccoglie tutte le società di orienteering della regione. Oggi si sono assegnati come inizio stagione i campionati Veneti Sprint. Siamo in un bellissimo posto, un parco della provincia di Treviso, il parco dello Storga. La giornata è clemente e la gente penso che sia divertita veramente tanto. Oggi anche i percorsi erano più che interessanti. La stagione dell'orienteering prosegue ora con molti appuntamenti in regione, dove saranno presenti le telecamere di Zona Punto. Abbiamo anche un nuovo campionato regionale che è l'Ultra Long, però quello è in via di sperimentazione, quindi non l'abbiamo messo tra le prove del punteggio. Mentre la seconda prova, quella ufficiale, sarà il campionato Veneto Long a Tonezza a fine maggio. Un bellissimo posto, sarà molto interessante perché la zona è montana, il vero orientista si divertirà molto sulle foreste.